Dove sta andando? Chi sta facendo? Non può andare da nessuna parte. Non si può entrare. Festa privata questa sera. Ma stai scherzando? Cose, non l'ho capito. Siete lì. Cabaret, Ma poi off. chi è? Chi è? Con cui stiamo parlando? Ah, siete quelli da casa. Il pubblico da casa. Alla falleggiata. Vieni qua, vieni qua. Entrate. Allora ti faccio vedere una cosa. Va, entrate. A sorpresa, con 2 P. A sorpresa. Un attimo. Ma che sta succedendo? Il pubblico da casa che sta entrando nei camerini di Sicilia Cabaret Off. Ah, ragazzi, ci sono gli amici da casa! Allora amici, tantissime novità quest'anno, vi aspettiamo tra poco con Sicilia Cabaret Off 2022. Ciao, Puidialo! Allora Cristi, pronta per questa nuova edizione? Lei sta cercando di truccarmi, non puoi parlare con me. Ma poi nel momento del rossetto. Come ti senti? Guys, I'm super excited, non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Io sono nato pronto, non vedo l'ora di entrare su quel palco, di salire e di spaccare tutto perché abbiamo voglia di farvi ridere, abbiamo voglia di dare. Abbiamo voglia, hai voglia tu? Sì, dopo 3 anni ho una voglia pazzesca. Sì. È come se fai vedere la tua voglia. La gioia di vivere. Lanciaci un messaggio alle persone a casa che stanno guardando. Wow. La cosa bella sai qual è? Che noi stiamo provando e Danilo si sta guardando la partita. Non sto guardando la partita, sto solamente aspettando che segni Olivier Giroud. Mon ami, salut Giroud. Comunque siamo qui, stiamo tornando, scalpitiamo per salire in quel palco, per ridere, divertirci e farvi sorridere. Cosa stai facendo? Adesso sto scrivendo i testi della trasmissione. Ma ce la facciamo, non ti ricordi? Ce la facciamo. Let's go! Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presenta Matranga e Minafo. Vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Benvenuti! Sicilia Cabaret Off! Ah, finalmente si ritorna in TV in una veste tutta nuova. Esatto, e questa è una nuova edizione dove vedremo comici vecchi, comici nuovi sperimentare gag, perché siamo stati chiusi a casa, quindi non abbiamo avuto modo di provare le cose, le proveremo qui. Abbiamo la faccia tosta di farlo. Ma non solo comicità, quest'anno abbiamo aperto uno spazio dedicato totalmente alla musica. Esatto, quindi andremo a vedere cosa c'è in giro, cosa fermenta nella nostra Sicilia e proveremo a fare un lavoro artistico su tutte le cose, un lavoro creativo su tutte le cose, e vi spiegheremo pure come, ma prima dobbiamo partire con la vera novità di Sicilia Cabaret. Ah, per forza. Vabbè, allora abbiamo messo questa figura femminile in mezzo a noi due senza un motivo plausibile, tra l'altro. Ma no, non fare il geloso come al solito, cortesemente. Io geloso chi Allora, praticamente il nuovo editore, devo dire la verità, ha tolto un po' di spazio a Minafo e ha dato un po' di spazio a questa ragazza che è bravissima, tra l'altro, ci tengo a dirlo, Sì. È una ragazza che ha fatto un sacco di teatro. Sì, pure io piace. Ha fatto canta, balla. Ma quando ha cantato? Ha lavorato come speaker per anni a radio DJ. Che vuol dire? Pure io ho lavorato in radio. E lo sai cosa apprezzava la gente di me? Conte veramente la faccia, praticamente. L'applauso ci ha detto. Non comandato. E quindi, signore e signori, siciliani, ho il piacere... Diciamolo insieme, che io non voglio fargli fare brutta figura a questa ragazza. Allora, siciliani prima e presentazione dopo. Vedi che stai esagerando. Per carità, no, io non, perché la voglio presentare. Siciliani, ho il piacere. Cristi Paruso! Ho dimenticato di dire la cosa più importante, perché è uno scemo. Ho dimenticato di dire che lei è siculo-americana. È vero, sono molto felice di essere ritornata nella mia madrepatria. Che è quale? Il paese qual è precisamente? Misil Mary. Misil Mary.
Misil Mary. E poi io la conosco personalmente e sono sicuro che oltre a piacere agli uomini, che già si vede dalle facce, piacerà tantissimo anche alle donne. Ah, dici? Non lo so, però ti dico che lo so che io piaccio tanto a te. A me piaci tantissimo, Cristian. E poi me ne vado. Non ti avevo visto. Non ti aveva visto, No. dai. Ma sai che tu mi ricordi di qualcuno? Sì. Sì, non mi ricordo chi. Era magari, il mio peluche con cui ho dormito da bambina? Però è la prima volta che una donna ti vede come un orsacchiotto. No, era un'iguana. Ah, iguane. Ma non me lo tocca. Scusate ragazzi, ma qua... Era così carino. Ti insegno una cosa, mettiti qua, sì? dove c'è la luce, qui. Non è vero che c'è la luce mettiti lì. qua, sei perfetto. Ma cosa? Mi ha detto iguana, mi ha detto questa. Ma di solito le femmine ti chiamano Succi, qual è il problema? Ti ci metti pure, tu ti ci metti? No, che mi ci metto. Vieni qua, Beduzza. Ok. Quanto devi rimanere qua in tutta questa situazione? Dobbiamo fare tutte le puntate di Sì. questo programma. Ma scusami Cristi, a maggio finiamo, che fa? L'estate te la perdi? No, rimango qui per l'estate. Ce ne andiamo in barca, ci divertiamo. Buona idea. Sì. Quindi magari rimango qui per un anno? Quanto? Oh, ma chissà caso no! Ma che vuoi dire? Ma perché stai facendo così? Ma Guarda che gelosia cretina, Ma non è gelosia, è normalità, è normalità. gelosia. Adesso lo ricordo. A chi somigli? Oh Succi, se l'hai ricordato. No, è un mio ex ragazzo. È vero. Ma perché non ci ho pensato prima? Ma sì, sono uguali. Lui aveva... Uguali? aveva questi capelli ricci. Ma immagino che più i capelli ricci non avevi. Non aveva degli occhiali? Tu non ci vedi senza occhiali, credi? Io le uso per moda. Che buffone, è un buffone. E soprattutto era leggermente più magrino. Più magro di lui, che è un foghicaitta praticamente. No, Tony ha avuto un incidente. Ah, lui più di uno. Sì. E non potevo lasciarlo così. Ma che stai facendo? Non c'è bisogno. Poverino. L'incidente sembra che già ce l'hai avuto. Non ti preoccupare. Però prima dell'incidente è stato un ballerino bellissimo e super sexy. Ah, lui non sa Mamma ballare. mia, solo a pensare, Neanche sono sexy. calda, E invece calda. quest'anno abbiamo aperto proprio uno spazio dedicato al ballo, dove io sarò il coreografo. Anzi, Sì? ti faccio vedere come ballo bene, guarda qui. Ma pensa, ma guarda. No. Guarda. Guarda, Manuel. Wow. Guarda che l'incidente ce l'ha avuto dopo, no prima. Cioè. Smetti. Non è che la Beduzza. Sì. Ora andiamo in camerino Ah sì? e ti insegno la baciata palermitana. Che sarebbe? La moccata. Dai! Ma dove andate? A fare la, non lo so, la amocchina? No, è a mocchina. Ti preoccupare, ma disinfetto io. Come dicevamo, novità di questa edizione è la musica. Su questo palco infatti si esibiranno delle giovani promesse siciliane del mondo musicale. Lavoreremo su questi progetti con dei lavori creativi insieme a dei coach che vado subito a presentarvi. Lui è un giornalista siciliano, lavora per Repubblica. Pensate che a Palermo decide tutte le band che si esibiscono nei locali. Quindi un intenditore musicale, Vassilli Sortino! Eccoci, ciao Matranga, ciao a tutti, benvenuti e bentornati al pubblico della casa, ma soprattutto al pubblico in platea che ci è mancato tanto. Esatto. E Vassilli ha una caratteristica, no? È sicuramente uno che non le manda a dire, quindi avremo diciamo il parere più cinico degli ospiti, perché poi c'è un grande amico, lui è un autore di Sicilia Cabaret, Lorenzo Pasqua! Buonasera a tutti. Salve. Che anche lui, diciamo, ha messo mani in alcune canzoni. Ho messo mani anche a molti comici. No, ha alzato le mani. Sì. Ad alcuni pezzi nostri, tipo il biscottino e tipo alcune altre canzoni. Va bene, ma quello che ci interessa di più è presentare colui che con le sue canzoni ci ha fatto innamorare, ci ha fatto divertire. È un amico di Sicilia Cabaret da sempre, Lello Analfino! Buonasera. Che dire? È un piacere, è un privilegio per me poter condividere
questa esperienza insieme a Lorenzo, ma soprattutto insieme a Vasili. Grazie, amico che mio. è molto più bello che cinico, diciamo. Ma c'è da dire che voi vi ammazzate sempre Non è vero, sui social, non è vi ho vero. visto. Non è vero, ci vogliamo bene. Ci stendiamo pure la mano, guarda. Ci stendiamo pure la mano. Ci stringiamo pure la mano. Ecco perché sono in mezzo. Va bene, va bene. Che ne pensate di questo progetto? È una bellissima idea sul serio, dare l'opportunità a ragazzi di godere del pubblico e del vasto pubblico di Sicilia Cabaret e poi di un sacco di gente e poi comunque ascoltare i pezzi. Che dici, quindi Vasili? è un momento di promozione importante. Al di là di quello che dice Lello, c'è un futuro e lo dobbiamo mazzuliare bene. Fatecelo ascoltare. Va bene, allora cominciamo subito col primo artista. Sì, stasera abbiamo un primo ragazzo che deve cantare stasera, ha solo 17 anni, però è bravissimo, canta, scrive e soprattutto suona la chitarra. Questo è Will! Scrivo, cancello, riscrivo su un foglio. Scrivo mettendo da parte l'orgoglio. Butto giù un testo che parla di lei, quella ragazza vera. Lei che mi parla e non fa mai domande. Lei che mi guarda e mi sento più grande. Riesce a tirar fuori il meglio di me. Il cielo che brillava appena, io lì disteso sulla schiena. Ricordo bene quell'istante, ci ripenso sempre senza tracce di malinconia. Lei che sa dare un colore anche al vento, riesce a capire se le stai mentendo. Magari sarà solo fiato perso, parlarti con il cuore in questo testo. Tu che nel mio deserto sei un miraggio, la luce che mi abbaia e dà coraggio. Fresca come pioggia in piena estate, sa amare senza troppa gelosia. Regalami soltanto un'altra notte, viviamo insieme questa mia follia. Ridiamo insieme di questa follia. Sei come un fiore in questa dannata tempesta. Ti guardi in faccia, piango e dico amore per favore resta. E che non sono come gli altri rapper che si sentono grossi, giran con la canna in bocca e dicono gli occhi rossi. Se non hai capito quello che ti voglio dire, scrivo per amore, non per mostrare il mio stile. Sono un cantante depresso, un coglione, un complesso. Non so cosa dico ma adesso magari sarà solo fiato perso, parlarti con il cuore in questo testo. Tu che nel mio deserto sei un miraggio, la luce che mi abbaia e dà coraggio. Fresca come pioggia in piena estate, sa amare senza troppa gelosia. Regalami soltanto un'altra notte, viviamo insieme questa mia follia. Viviamo insieme di questa follia. Scrivo, cancello, riscrivo su un foglio. Scrivo mettendo da parte l'orgoglio. Butto giù un testo che parla di noi, la ragazza vera. Will! Grazie. Allora Will, adesso questi vecchi, perché poi sono dei vecchi, proveranno a darti dei consigli sul pezzo per farti, cioè per provare a far crescere il pezzo. Vediamo di meshapparlo con qualche melodia, adesso capiamo un attimino che cosa ne penso, ma sarai sempre tu a decidere che cosa fare. Uno dei loro consigli verrà scartato, quindi uno dei loro comunque tornerà a casa non ascoltato, quindi cominciamo da chi? Da Lello al fine. Vai. Beh, devo dire che mi hai stupito, che ti trovo bravissimo. Il testo mi è piaciuto un sacco, sì. Mi piace come ti poni con il pubblico, sembri nato per stare sul palco. Però Lello, noi dobbiamo prendere questo brano e cambiarlo. Abbiamo 10 puntate per creare qualcosa. Quindi che cosa consiglieresti di aggiungere allora, o di togliere? No, io invece vorrei aggiungere, mi piacerebbe sentire questo pezzo arrangiato in maniera più pop, magari aggiungendo degli strumenti. Io aggiungerei una parte ritmica elettronica che va bene, questo è il consiglio di Lello. Vai Lorenzo. Non so perché, ma sentivo in sottofondo una tromba, quindi non so perché. Quando verrà fuori un arrangiamento un po' più corposo, ci immagino una tromba in sottofondo. Vasili. Un unico consiglio, diciamo, quella mappina rosa, cosa c'entra? Quindi è sull'abbigliamento che secondo te... Sì, no, sul testo non possiamo dire niente, bisogna essere oggettivi. Ma bisogna cercare di far crescere il brano, quindi bisogna cercare di far crescere lui. Scusate. Ok, allora lui dice...
Sull'abbigliamento c'è uno che si veste come un autista di un autobus. che pretendi? Nulla da togliere, attenzione, sono delle Agli persone autisti dell'autobus. Infatti, attenzione. io devo andare a, comunque, io devo diciamo... andare a prendere turno tra poco. Allora, abbigliamento che consigli, Vassilli? Sicuramente da toy, meno è meglio che più. Meno è meglio di più. Va bene, Un due po' di più questi. di colore, forse. Uno lo mandi a casa. Allora, mandiamo a casa l'ultimo. Quindi il vestiti? Vestiti. Vassilli, mi dispiace. boomer. Vedo che c'è un altro, forse critico, che mi sono dimenticato. Salve. Buonasera. Fabio Menicchi, Sì? il critico TV. Salve. No, io non ce l'avevo Fabio Menicchi nel... Poi mi conoscono tutti, Fabio Menicchi è Come? conosciuto. Fabio Menicchi è una delle persone. Ma no, chi no, non no, conosce? seriamente non lo Chi non conoscevi? Fabio Menicchi. Fabio Menicchi. Il quotidiano Persona pezzo di importante. Menicchi. Ad avercene Menicchi. Io Fabio Menicchi non ce l'ho e lei assomiglia un po' a Minafo adesso. No, guardi, anzi, proprio perché lei ha detto questo nome, facciamo che diamo più spazio a questo ragazzo. A chi? A Will? A Minafo no, Will è già è pronto, può andare, perché io credo che Minafo abbia molta stoffa, che abbia molta professionalità, ma soprattutto che abbia un mutuo da pagare. Ma io... Alziamo lo stipendio a quest'artista Vabbè. e leviamo queste donne che credo che non sanno neanche Io parlare credo che lei italiano. sia Emanuele Minafo. No, io sono Fabio Menicchi. E io sono Belen. Allora me ne vado. Perché? Minchia, un'altra femmina, compagno. Grazie Will. Bene, non ci resta che iniziare a parlare di comicità. Sicilia Cabaret è uno dei più grandi contenitori di comicità regionale, territoriale, quindi di costume, parrucca e con battuta veloce. Ma quest'anno gli abbiamo messo un po' di siculo americano per tutti coloro che stanno fuori dalla Sicilia. Questo è vero, e adesso sul palco io inviterei due delle mie amiche sicilo-americane come me che fanno un momento di fitness. Questo è Giovanna e Tracy! Eccola! Ciao bellezza! Punta di sole! Wow, Ti vedo in forma! Thank you! Picciotti, come siamo? Sono Giovanna, faccio fitness con mio assistente Tracy. Ma scusami, Tracy dov'è? Ancora fuori? Tracy! Volete inseguire sti scianchi? Sei un porco! Volete avere forma dei cristiani? Mi fai schifo! Come on! Andiamo a lavorare su tonicità di parte di corpo superiore. Yeah. Ok, Jessy? Andiamo! Andiamo a lavorare! Andiamo! Andiamo a lavorare di corpo! Yeah. Andiamo di corpo! Ma che caspituna capiste? Tracy! Yeah! Primo esercizio. Umbrella Extension. Pigliamo due pizza e cominciamo a fare così. Yeah. Non penso che al maschio di Sicilia piace braccia con pelle che pinulia. Vero Jessy? Oh, Dio! Non piace a nessuno pelle a rifugiata come busciolaro di tacchino con faccia di porco. Con questo esercizio andiamo a rafforzare parte di corpo che manda a fanculo gente. Yeah. Jessy, tu a chi vuoi mandare a fanculo? Me cucina Nica, me zia senza maritata, fina cortigiana, ma sopra di tutti questo grandissimo porco bastardo che schifo che fa! Stanna di tesoro! Yeah! C'è questione di privacy! Come dicete in Sicilia questione di privacy? E fate i cazzi tuoi! Ok, basta coglioniare! Prossimo esercizio! A pescini! Mettiamo pizza a altezza di orecchi e stinighiamo le braccia in su. Così. Schifio. Movimento è come quando mia nanna stendeva il linzola e quassetta sopra corda. Così. Sei zittana di tesoro, che fai? Mia nanna aveva stendino
Lavora di esercizio, occupata. Yeah. Senti come pompa? Yeah. Senti come pompa muscoli? Yeah. Come discete in Sicilia, pompa? Su calora. Yeah. Yeah. Su calora. Su calora. Su calora. Provate anche voi questo allenamento. Allenamento. Che fa bene a testa. Testa. E a muscoli di corpo. E a muscolo di porco. Te l'ho detto solo Tracy. Yeah. Perché come dicevano gli antichi, mensana. In corpo di sangue. Ne verremo fuori. Netti Tracy. Ok, siamo pronti. Dov'è mia fo? Va bene, si comincia si comincia immediatamente. Sì, ci sono state tante restrizioni, ma per fortuna c'era il Super Green Pass. Che cazzo? Ma avete chiamato? No, dico. Ma avete chiamato? Sì, chi è lei? Il Super Green Pass. Sì. Vuoi andare nei teatri? C'è il Super Green Pass. Vuoi andare nei ristoranti? C'è il Super Green Pass. Vuoi andare a Missile Mary? C'è il Super Green Pass. No, c'è l'autobus. Senza l'autobus. Aspetta, Che c'entra l'autobus. Ho capito. Ma posso fare a pigliare? Che interessa? Ma che c'entra? Per pigliare l'autobus, lo ittiamo vota che mi fece a pere pigliavo freddo e mi venne la premonia. Chi se ne fotte? La premonia! Abbiamo capito. È una vita brutta quella del Green Pass. E infatti l'altra volta ero proprio sull'autobus che stavo controllando il Green Pass a tutti i passeggeri. Chiunque non l'avesse scendeva subito. Ad un tratto l'autobus si ferma e sale uno che era senza Green Pass. E l'hai fatto scendere? No, feci scendere da mia. Ero un controllore. Ma non ridete a queste cose, dai, per favore. È un nuovo Sicilia Cabaret. Questa è una delle novità. Ma che novità? Un controllore! Abbiamo capito. Ma fece a pere. Ancora! Andiamo avanti. Oh, che succede? Ma che è? Oh mio Dio, non ci posso credere. Non riesco a entrare? Oh no, oh mio Dio. Mamma mia, che paura. Stai attento. Stia attento. Lei deve stare attento quando si gira. Io vi odio tutti. Ciao Tony. Vieni qua, vieni più avanti. Prego. Facciamogli un applauso. Sì. Che ci rompe la rotella. Non riesce a stare in piedi. La sfiga di quest'uomo. C'è un meccanico in sala. Vai. Quando avete finito me lo Prego. fate sapere. Salve. Ciao Tony. Ciao Manuele. Sì. Vengo da un posto terribile. Mamma mia. Pieno di disperazione, urla e tanto dolore. L'inferno. No, l'urologo. Più pesante. Onestamente. Sarà Usallino. Sì, Ma lei deve cambiare sta cosa. Sta in bicicletta, se può portare uno più grande. Silenzio! Mamma mia. Perché voi non sapete che lavoro terribile faccio io. Oddio, che fa? Io ogni sabato notte esco per la città col mio furgoncino. E uccide le persone. E le carica dentro. No, a rigoglio monopattini. Quelli scarichi. Ricordo monopane. Pesante. Ma basta, ma lei cosa è venuta a fare qui? Lavoro brutto, Voglio fare un gioco con voi. E allora, vediamo. Ce l'ho. Qual è il colmo per un muratore? Non lo so. Fare battute costruttive. Non fare discorsi costruttivi. E allora, come sono andato? Si capisce, una merda totale. E allora sapete che vi dico? Che ci uccide! Squarta! No, guarda come monopattini. Giusta scelta, l'accompagno io. Sì, e non ti faccio vedere mai più. Passi dal meccanico la prossima volta. Non ti faccio vedere Va mai bene, ci vuole un momento però più up, musica, Sì. cose, ci vuole qualcosa proprio che riselleve il morale. Ah sì, allora un artista Esplosivo. Esplosivo, dai. Sì, esplosivo. Esplosivo abbiamo detto. Il mio nome è Gaetano Lanzafame, cante sono ma resuito molti fame, non arrivo a fine mese con i soldi che ne sai. La darone ora cattaro latte ai picciri. Ma tutti la stessa scusa, non avete a fare i picciriddi sulla vedevi. E l'affitto da 3 mesi da pagare, non so più che cosa mi devo inventare per comprare qualche cosa da mangiare, che ne sai? Tu niente hai.
Che ha molti fame. Sì, chi sono più familiari? Conosco te. A chi? Quello che fai. Cosa faccio? Sicchini picciole, €1 per me. Non ce l'hai. Non ho soldi e non te li darei. Conosco te. Se conosci sai che non te li do i soldi. Figli papà. Quale figlio di papà? E so pure qual è il lavoro domani. Non si permetta. Ecco che erano carenzagano. Ma che no? Ma che applauso? Ma come? Davanti a te ci sono io. €1 finì a schifio. Metti una mano sul cuore e una nasa quieta. Sentiamo. Sogno ne guai perché mia moglie navo tuo figlio aspetta. Tagliatelo. Pensieri e parole. E parolazze perché so che manco mi parlare non è. Ma non è Hai ragione. Che soldi, come si fanno i soldi, Tony? Come si fanno? Beh, fammelo capire tu, visto che te li ho fatti fare sempre io, dai. Ma guarda. Devi sentire. Allora, io sono stato in Francia. Sono stato in Francia ultimamente. Sì. Sono stato in Francia a fare una gita, a vedere un po' cosa c'è lì. E mentre ero in Francia mi sono accorto che loro non hanno il bidet. E quindi puoi andare a stare là. Che Visto c'è? che non te lava mai. No, che c'entra? Era una questione di... Ma che c'entra? Non me lavo mai. Era una questione per dire, là ci sono degli oggetti diversi, li usano in un modo diverso, lei lo finisce. Ma perché chi arriva puzza? No, ma ti conosco. No, mi conosci, ok. Allora, dicevo, no, non è così. Infatti lì in Francia ho visto degli oggetti, che loro praticamente gli oggetti comuni che usiamo tutti noi, Sì. loro li usano in un modo diverso. Allora io ho pensato, io me li porto in Sicilia, a Sicilia Cabaret, e io e tu facciamo i piccioli. Vediamo. Hai capito? Vediamo. Quindi vi ho portato dalla Francia un grande rappresentante di quest'arte, Jean-Claude! Me voilà, me voilà. Bonsoir. Piacere, Vieni qua, benvenuti. Jean-Claude. Enchanté, mi chiamo Jean-Claude e sono francese. Vengo da Parigi, la belle Parigi. Tu conosci Parigi? Bella Parigi. Certo, Parigi e Magnaccion. Sono qua Sì, lui perché ho Magnaccion. portato, stai zitto champignon? Sì. Sono qua perché ho portato degli oggetti che voi non avete in Italia, sono degli oggetti che abbiamo solamente in Francia. E allora Ma vediamo questi attenzione oggetti. che arrivo Quindi subito. possiamo venderli? Attenzione che arrivo subito. Ok, chiunque fosse interessato a comprare questi oggetti, che cazzo di oggetti sono? Tale Un chi stendino. cerca. Bellissimo. Uno stendino, ce l'abbiamo. Me no, un Pokémon, me no, stigliolone. Che cos'è? Questa è la tecnologia, questo è il futuro, questo è il multi-power French. Immaginiamo che dobbiamo prepararci per l'estate e non vogliamo spendere picciole per chi la palestra. È molto semplice. Ci francese. mettiamo in posizione e quando ci mettiamo in posizione, attenzione, voilà, attenzione, è molto semplice. Me voilà, ci prepariamo per l'estate, attenzione, voilà, te partiamo, me voilà, attenzione. Meraviglioso! Me voilà, Meraviglioso! attenzione. Compratelo, signori, e non finisce qui! Ma non abbiamo finito, perché ti vuoi mettere in forma? E io sono in forma. Vuoi spuitare antiche di grasso? Bravo, un puttaniere. Ma quale puttaniere? E allora entriamo compadre, ti come un conoscono tutti, escargot, vai. entriamo come un escargot. Guarda, E guarda. quando siamo pronti, attento, sei partiti, me voilà, che? tale chi cerca. Sembra che Non possa solo, funzionare. signori, non solo! Ma non abbiamo finito! No, no. Mon Claston! Grazie. Sei stanco? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, più indietro, più indietro. Attenzione! Capito? Cammina pure. Fai un po' di massaggio, me voilà, attenzione, sei partiti che ne massaggio, me voilà! E allora con Ma è molto soli semplice. Funziona! 1500 euro pagate al Ma che mio conto in 1500 banca, fate euro? facce Ma tua. 20 euro a Chiamate! Già siamo pronti per il Arrivano, mercato! bravo. Siamo pronti! Hai capito? Bravo. Oui! Allora, oui! Certamente, tout de suite, me voilà, oui! Quanti pezzi abbiamo venduto? Ma quando mai è mia moglie che finì la lavatrice e lo stendino? Vabbè, capita! Me voilà! Capita! Questa cosa capita? Andiamo avanti, dai. Facciamo i soldi, compane, così, capito? Ferme, per favore, potete chiamare il 116, per favore, c'è stato un incidente qua Non è il 116, è il 118. Il 118 non arriva più, il 116 arriva 2 ore prima. Magari. Allora lo chiamiamo. Non lo sapevo io sta cosa. Una cosa assurda! Assurda. Cioè, dovete essere fuori, una smart, ha tamponato una macchina, è scoppiato l'airbag della smart, minchia, si è alzata come una mongolfiera! Veramente. Mamma mia, gli altri che cosa si sono fatti? Sono usciti fuori, l'hanno salutato, tutti calzavano il braccio, l'unico che non alzava il
il braccio ero io. Perché? Perché c'ho sto dolore, c'ho... Ti fa male? C'è la padellista, c'ho il gomito del padellista. Gomito del tennista, vuoi dire? Una volta, ora giocano tutti a padel. Ed ha ragione, effettivamente. Tra l'altro anche io l'ho fatta sta cosa. Sì, ma... Devi fare gli ultrasuoni. Gli ultrasuoni l'ho fatto, solo che la sera ne ho fatti così tanto, appena arrivo per dormire, sento Radio Maria. Ho capito. Che poi manco gioco io a padel. Infatti lei non gioca a padel, e come se l'è fatto sto gomito? Bevo troppi caffè, in ufficio, al bar. E voi dovete smetterla di stare al bar. Noi stiamo sempre a bar, ma poi lo dichiariamo polizia locale, polizia locale, polizia Che vuol locale. dire? Un locale o bar. Non lo sapevo. E allora è tutto giustificato. Anche io sapevo sta cosa. La macchina fuori è sua, tutta No, lo so, ma è messa davanti il divieto di sosta. Era divieto di sosta, non c'è più il divieto di sosta. Ah, il comune l'ha tolto? Sì, si aspetto comune. E chi l'ha tolto? Io l'ho tolto, 2 vite sono, con le mani l'ho tolto. Ma bellissimo. Per Matranga. Ma allora scusa, ma pure io vorrei questo servizio, così ne parliamo. Quando... E domani vieni a trovare a bar. Vieni a trovare a bar. Allora, domani alle 10 sono da lei, dai. No, alle 10 non posso. Perché? Sono in malattia. Ma si sta benissimo. Alla grande. Che ore sono? Ora sono le 22:30. Io alle 22:30 devo stare bene, io devo stare male dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. E l'Inps che lo dice, non è che lo dico io. Non è che deve essere Me lo dice l'Inps. So il controllo, accompagna. Va, l'accompagno io, va. Ehi, Tony! Oh, grande Cristi. Vi piace Cristi? Oh no, nessuno ha fatto c'è un la applauso! mascherina. C'è la Tony, mascherina. niente, me ne vado, ciao everybody! No, mi servi perché grazie a te, grazie al tuo inglese, possiamo invitare sul palco di Sicilia Cabaret finalmente delle persone che parlano altre lingue oltre il siciliano. Sì, e io siccome sempre, non siamo... Io sempre volevo fare la traduttrice, quindi mi sono preparata molto bene. Guarda che stavolta ti ho portato da tradurre, mica la prima inglese che trovavamo. Ti ho portato sul palco di Sicilia Cabaret, niente poco di meno che prima che se ne va, la regina Elisabetta. Wow, eccola, è arrivata! Dai, per favore. Yes. Good evening. Oh, traduco io. Ha detto buonasera. Dai, ci arriviamo a buonasera, siamo a questi livelli. Allora, Sua Maestà, è un onore averla in Sicilia. Thank you. Ok, ci fa piacere, visto che è qui a casa, avrà, penso, mantenuto le abitudini, che ne so, il tè delle 17. Oh, no. In England, tea time. In Sicily time. Che cosa ha ha detto in Inghilterra fa tea time, ma qui in Sicilia fa Sicily time? Sicily time. E in che cosa consiste il Sicily time? Stigliola e birra tronata. Yeah. Devo tradurre, si dice interiore di vitello e birra molto fredda. No, sappiamo cosa è abbreviatura, tu devi tradurre l'inglese, visto conosciamo. Ok. Quindi conosce le parole in siciliano? Yes. I have a Sicilian teacher. Ah, ha un insegnante siciliano. Ok, qual è la prima parola che le ha insegnato? Minchia. Yeah. Quello sarebbe un organo riproduttivo. Lo sappiamo, Cristi! Ok, I'm sorry. Non devi tradurre minchia. You are minchia? No, io no. Little minchia, little minchia. Big minchia. No. Minchione. Yeah. Big minchia. Allora, ragazzi, qual è allora, da quanto tempo è qui in Sicilia? I come in Sicily in 1990. Ah, è venuto la prima volta negli anni 90. Yes. Negli anni 90? Yeah. And the major is the Orlando. Ah, quando il sindaco era ancora Orlando. Allora, Do you know Orlando? Allora le do questa indicazione, questa informazione. Orlando è ancora il sindaco. Buttala la regina! Tony, lo devo tradurre. No, non c'è bisogno. Okay. Is it like me? It's a queen, Orlando. Orlando è come me, una regina? No, siamo noi che lo votiamo da 40 anni. Allora, you are very minchia.
Stavolta me la tolgo. Ma penso che sia... Anzi, non lo dico nemmeno perché magari trovo un modo per ritornare. Va bene, come mai è qui a Sicilia Cabaret? Sua Maestà. Because I have an important message. E c'è allora un messaggio importante. Sì, un importante messaggio, ha bisogno di una musica importante. Yeah. Lei ora fuma? Fuma, yes. I read. Attenzione. The scientists told me that about the global warming. Gli scienziati mi hanno detto che il riscaldamento globale c'è. Yes. Vero? Yes. And we cause the sea to rise. Causerà, oh no, questa parola è molto difficile per me, yeah. very difficult. Causerà l'innalzamento dei mari. Ce l'ho fatta. And the melting of the ice. E scioglimento dei ghiacci. And this is a big problem. E questo è un grande problema. È vero. E Because perché? Perché poi il ghiaccio non sprizza come ciumetto. Ha ragione la regina. Dai, andiamo a prendere un spritz. Ciao everybody, ciao. Andiamo. Ciao. Tutti possiamo attraversare dei momenti bui, ma i grandi supereroi come faranno quando si ritrovano in depressione nei momenti più bui? Ce ne parla il supereroe di Sicilia Cabaret, Batman. Donna invisibile, dove sei? Fatti vedere perché sennò la pizza ammaiba. Ammaiba vuol dire diventa fredda, ghiacciata, schifosa, insomma. Esatto. Perché ce l'ha con la donna invisibile? Signor Matranga, la crisi è talmente potente che abbiamo rimettere la pignata o la pallassi pezze, come Torino. Mamma mia, che brutta fine che ha fatto. Sì, almeno a cocchi piccioli, pese carino. Ma lei era stramiliardario, era un supereroe famosissimo, ora vende le pizze. Sì, i tempi che furono, poi questa pandemia ne sbennocile via a tutti. Sì. Zona rossa, zona bianca, apri, chiudi, vaccino sì, vaccino no, e la gente è tutta confusa. È vero. Non c'è più una vita sociale e tutto il giorno si passa a fare TikTok, a cantare povero. Gabbiano. È la canzone del momento, Sì, ma si stanno quittando, o ce le vedo, mi è passata la voglia di difendere la gente e combattere il crimine. Sì. Uno, perché il carburante è diventato talmente caro, non posso più campare, abbattamogole. Esatto. E due, perché ormai per strada non mi riconosci, che ho nudo. Come mai? Pensi che l'altro giorno ho incontrato un ragazzo, mi guarda e mi fa, ciao Hulk. Cool. A me non si vede a differenza. Quello pesa 300 kg a de uno, io manco arrivo a 50 kg con tutto caso. Esatto. Vabbè, tra lei e Hulk c'è una bella differenza. E poi l'altra volta ancora ho sventato una rapina ed ho restituito la pensione a un vecchiaretto. E quello, anziché ringraziarmi, mi guarda e mi fa, non te ne affrontare a 50 anni, a bessere ancora. È un periodo bruttissimo. Sì, infatti smetto di fare il supereroe perché manco io mi ricordo più cosa. No, questo assolutamente no. Ci sono un sacco di ragazzini che sono suoi fan. Lei è Batman, lei deve crederci, lei ci deve aiutare. Va bene, mi ha convinto, ok. Ma c'ha la maglietta di Superman. Oh, sta venendo. Quello che dalla tentoria si squidò, cosa? E con la pandemia ci siamo dati tutti da fare, quindi c'è una compagnia aerea tutta siciliana che sta facendo un lavoro ottimo e soprattutto è veramente economica. Ce ne parlano le Blue Sister con Ciuri Ciuri Airlines. Signore e signori, viaggiate sicuri con Ciuri Ciuri Airlines. Buonasera signori e un benvenuto dalla compagnia Ciuri Ciuri, la prima compagnia low cost siciliana dove è possibile acquistare il biglietto con il reddito di cittadinanza. Adesso la mia collega vi farà la traduzione nella vostra lingua. E allora picciotti, siate attenti a quello che diciamo, collega, state tutti seduti, il primo che crea problemi è camo fuori. Vi informiamo che la temperatura esterna è di 40 gradi mentre quella interna 45. Purtroppo abbiamo avuto un problema con l'aria condizionata. Se sentite caldo anche in volo potete aprire i finestrini, tanti i zanzariere sono montati.
Purtroppo non siamo riusciti in tempo a fare il rifornimento di cibo, pertanto il carrello non passerà. Se vi venisse fame, giusto che te ve lo ngai, ma è un attoppato pitoso. Vi informiamo che abbiamo appena avuto un guasto alla radio e non riusciamo a comunicare con la torre di controllo. Chi fosse religioso iniziasse a pregare che sapevamo culo una pizza la pigliamo. Adesso, come di consueto, incoraggiamo i nostri piloti. Sant'Ernesto! Speriamo che arriviamo presto. San Giovanni di Dio! Speriamo che a morire non sogno io. San Beniamino! Forse era meglio che pigliavo poi meno. E ovviamente vi ringraziamo per aver scelto la compagnia Ciuri Ciuri. S'arrivamo, sapu signori! Adesso è il momento per una monologhista, un stand-up comedian. No, fermi. No, Cristi, allora c'è una differenza, spieghiamola anche a casa, tra uno stand-up comedian e un monologhista italiano. Okay. La differenza sta negli argomenti che dicono. Lo stand-up comedian tratta argomenti come sesso, religione. Noi in Italia non siamo assolutamente ancora pronti ad ascoltare questi argomenti e dopo aver visto, direi, anche la notte degli Oscar, direi che neanche gli americani sono pronti ad ascoltare questi argomenti. Quindi il monologo all'italiana gioca, scherza, ma non tratta argomenti di questi. Quindi possiamo continuare a vedere lo stand-up, ma lo possiamo fare nei locali, nell'underground della comicità. Quindi è un monologo all'italiana. Sì, ok, è una monologhista, dico solo questo, è un ragazzo universitario, questo è Alessio Lupo! Mi chiamo Alessio, ho 20 anni e sono uno studente universitario. La verità è che sogno un disoccupato campati me madre e me padre, praticamente un re di pezzenti. E pensare che mio nonno alla mia età aveva già un lavoro e la famiglia. Ricordo in punto di morte mi disse: Alessio, tu devi trovare il Poppo Pippo. Il Poppo Pippo? Il Poppo Pippo! E morì. Ci 7 anni a capire che mio nonno voleva dire il posto fisso. E che la verità è che ora a lavorare sono solo i laureati. Infatti McDonald's e Chini laureati, alla cassa ci sono quelli di economia e commercio, perché prima mangi e poi appari. In cucina ci sono quelli di scienze dell'alimentazione, perché per fare i cette panini ci vanno gli scienziati. E poi in giro ci sono quelli di medicina, perché si sa, al McDonald's come ti mangi un panino a chiamare un dottore. Ora, l'altro giorno ero all'università con i miei colleghi e parlavamo che noi giovani siamo tutti troppo frustrati. Allora un ragazzo fa: Picciotti, ne andiamo a Roma 2 giorni, viaggio low cost, 10 euro andata, 10 euro ritorno. Mi si mano una sacchetta, dissi: talè, ho 20 euro, o viaggio mi viene. Atterrati a Fiumicino però mi sono reso conto che non avevo i soldi per fare altro e allora i miei amici se ne sono andati in un B&B, erano 6 in una stanza con un bagno e io invece restavo all'aeroporto. Ero solo ma con 10 bagni, un sogno re di pezzenti. Il problema è che io non è che posso pensare ai viaggi, io dovrei lavorare, solo che tutti cercano lavoratori con esperienza e non tu ti assumi per farti fare. Cioè tu vuoi fare esperienza e loro ti chiedono se hai esperienza. È come se faccio la denuncia perché ho perso i documenti e mi chiedono un documento. Ora, devo risparmiare soprattutto in questo periodo che mi sto frequentando con una. All'inizio tutto ok, poi dopo un po' di tempo questa mi fa: Vita, ti va se ci fidanziamo in casa? E tesoro mio, fosse troppo bello, solo che io non hai a casa, cioè. Vabbè, Vita, che c'entra? Noi faremo sacrifici, però io voglio viaggiare, voglio vedere tutta Roma. Io ti assicuro che pure Fiumicino è un coglionia. Vabbè, tesoro, dai, finiscila, io voglio stare con te per sempre. Ma chi sta qua a consumare? Cioè, praticamente tu vuoi Poppo Peppore mia. Allora a un certo punto non sapevo più come posteggiarla, l'ho guardata e ci ho detto: Gioia, dimmi una cosa, ma tu quanti uomini hai avuto prima di me? Stupidotto, che domande, tu sei il primo? No, signorina, qui cerchiamo solo gente con esperienza. Che sognoreri pezzenti. Bene, e da un monologhista giovane passiamo. Che fai? Voi, per favore mi chiudete questo animale qua dietro. Questo chiudete Tony, grazie. Da un monologhista giovane passiamo a un altro monologhista più navigato. Sentite che linguaggio forbito, il vero conduttore della trasmissione sono io. Signore e signori, monologhista Toti Siracusa. Sentirai cantare, ridere, ritorno insieme a te, adesso che
Finalmente sono in pensione. Nella mia vita ho fatto tanti mestieri, però il mestiere più bello che feci è quello del cameriere. Il cameriere è un mestiere molto sacrificato, però nello stesso tempo molto divertente, perché cose che succedono non sono in mano. Mi ricordo al ristorante un cliente mi fa: senta, a questo punto c'è un errore. Come mai ho mangiato all'aperto e mi state facendo pagare un copietto? Un altro che mi fa: senta, ma che vuoi dire menù? Ci sta menù mangia, menù spiana. Poi non parliamo di ricevimenti, di comunioni, di matrimoni, perché a Palermo sono tutti particolari. Intanto a Palermo lo schema dei tavoli nel matrimonio non viene fatto in base al rapporto di parentela o di amicizia, no. Palermo lo schema dei tavoli viene fatto in base ai famiglie sciarreate. E non si capisce il perché, fateci caso, ve lo dico con esperienza, in ogni matrimonio c'è da essere sempre un cognato con suo padre. E loro devono stare lontani, perché se si incrociano uno sguardo, un matrimonio finisce a schifare. Durante il banchetto, il palermitano si alza sul suo tavolo e chiede a salutare i parenti. E c'è sempre un figliozzo, con un bicchiere in mano che chiede a salutare il padrino. Da quel momento la sala di ricevimento diventa un'assemblea di Parlamento. Che è, padre, ti sta piacendo il suo matrimonio? Insomma, non è che si può paragonare con questo matrimonio di mio figlio. Ne mio figlio tutto a base di pesce. Se confondeva, dice, pure un dolce era a base di pesce. Che poi questo sparlamento continua da domani mattina, che la mattinata all'8 poi tieni i primi telefonati di femmina. Pronto, Mariello, ti divertito stasera? E insomma, restiamo tutti riuniti. Lo sai, la donna sentisse male. La carne era talmente dura che se si rompeva la rentiera. Se, ma io ci ho visto a mia marito, la carne pareva un pezzo di legno. Secondo me chi era la carne di cavallo? Dice, sì, sicuramente era carne di cavallo. E secondo me, dice, la nonna si capitava per il rusellino. Poi c'è il classico lancio del bouquet. E voi vedete tutti questi ragazzi che si mettono in prima fila per mangiare il suo bouquet. A mia mi capitò una zitella di 50 anni. In confidenza mi disse, dice, avete 30 anni che cerco di mangiare il suo bouquet, non c'è potuto rientrare. Dice, però c'è Natale in Nagliaria, mio mi ha fatto nulla. Per un anno che mi alleno. Si mise in prima linea, questa sposa lancia il bouquet, lei con un gran colpo di rene, che pareva buffone, lo buttare da nazionale. Lo prende al volo e va a finire su un buffet di dolci. Se, si fece zita con l'operatore 218. E dopo 3 anni siamo ritornati alla sedia a rotelle perché si rompiva il pennilanca. Grazie a tutti, buonasera. Bentornati everybody al Sicilia Cabaret! Grazie per essere con noi. Torniamo alla musica. Stasera la seconda cantante è attualmente questo mix tra inglese e siciliano. Attualmente un giovane rapper che si chiama Luca. Le mani a tempo anche per me, raga. Wow. Giro paper, overdose come gli Iron Maiden. Pusi su conto come Kylie Jenner, yeah. In un giorno troppi danni, non sono ancora uscito e vogliono già darmi i Grammy. Se, figlio di papi ma non hai capito che noi che iniziate questi fanno il tifo per me. Troppe lacrime sul suo giubbotto Chanel, non cambiare channel. Yo, ho perso l'appetito da quando non sto con ma. Da quando hanno firmato per separarsi anni fa. Parlano i fatti, parlano i drammi. Mi son promesso di non avere più graffi. Da Palermo bene alle popo. Entro con lei che spende da coco. Raccolgo soldi ma non da poco. A casa con mamma ci ha rubato l'oro. Grazie. Quanti anni hai? 20. 20 anni.
Da chi vuoi cominciare? Lo so, sono... Da Lello. Sì, no, ma... Senti da Lello, vuoi iniziare? Oh, intanto, cioè, mi è spiazzato. No, il pezzo mi piace un sacco, mi piace come sei tu, cioè non hai bisogno secondo me di nessun consiglio, anche siete tutte e due molto differenti, quindi è bella anche sta cosa, cioè abbiamo due ragazzi che fanno due generi che sono molto moderni tutte e due, molto attuali ma diversi, molto attuali, parecchio moderni e comunque diversi. E quindi consiglio, qualcosa da aggiungere al pezzo? Allora, io non aggiungerei nulla, io farei al contrario a questo scusa, punto. ma li produciamo così allora? No, scusa, lasciami parlare. Cioè, io invece a questo punto io toglierei qualcosa a lui. Cioè, io mi piacerebbe a questo punto fare in versione, cioè sentire questo pezzo suonato solo con una chitarra e una percussione acustica, anche che sono djembè. Ecco, la musica rap si presta molto al suono solo del basso, no? A un bass player che suona un giro mentre c'è una percussione che suona. Questo sarebbe una cosa interessante questa. Che dici? Per il resto mi sei piaciuto moltissimo. Grazie mille. Lorenzo. Allora, il rap, se posso permettere, posso no, prego, io farei rispondere anche io, come dirti, io qua vedo un insieme di luoghi comuni. Per come sei vestito, per il cappello che c'hai, cioè Giovanotti portava il cappello 30 anni fa, ora bisognerebbe andare avanti e anche metterci un po' più di colore. Qua sembri il puffo rapper in questo caso e non ho capito il testo. Allora, questo è il primo pezzo che io ho scritto e comunque ho fatto uscire e l'ho portato proprio perché volevo dare l'idea che comunque se un ragazzo a 20 anni non comincia a credere nel sogno, non si muove. Io sono partito con quello e ora piano piano mi sto prendendo le mie soddisfazioni. Quando l'hai scritto? Quando l'hai scritto? Un anno e mezzo fa. Okay. Un anno e mezzo fa. E ora tornando al discorso del rap e della trap, ci sentiamo artisti, siamo artisti, facciamo tutti arte, ognuno scrive e fa alla sua storia da raccontare. Alla sua storia però lo dice come, ragazzi, come vuole. Che qui il progetto è quello di creare, di mettere qualcosa all'interno di un brano che nasce così e speriamo che alla 10ª puntata sia più pieno. Quindi a parte le critiche, scusa, a parte le critiche io direi di dare qualche tecnicamente sono tecnico. d'accordo con Lelo. Secondo me questa canzone in un certo periodo, in un certo momento merita l'assenza, diciamo, della melodia, ma soltanto un una gran Quindi, cassa, per capirci, ok, in questo caso, visto che abbiamo ascoltato e c'è un arrangiamento abbastanza pieno, abbastanza corposo, a questo punto mi viene voglia di dire togliamo un po' di roba per capire se regge sempre. Voglio capire, togliendo un po' di roba dal tuo qualcos'altro. Più emozione e meno luoghi comuni. Questo ti chiedo. Questo è un consiglio. No, però scusa, a questo punto dovresti scegliere Vassili, perché io ritengo che anche le critiche di Vassili... che la creatività passa anche dalle critiche. Assolutamente, e se le sai reggere le critiche, già questo... Infatti non verremo più vestiti da puffi. Ne devi scegliere due consigli. Beh, scelgo il vestito? Il vestito è quello di Lello. Lello. Va bene, ok, perfetto. Grazie mille. Aspetta, non te ne andare perché c'è un altro ospite. Sì. Fratello. Yo. Mi si è piaciuto un bordello. Marcondino di Rondello. Che faremo con fratello? Sono qui a Cantalello. Lei chi Non sarebbe? sono un bufferello. Lei chi sarebbe? Io sono la rap. Intanto è la trap o il rap? No, io sogno proprio al rap, da cui comunizza. Torniamo alla comicità. Allora, io amo la Sicilia e voi sapete che sono di origine di qua, ma sto sempre scoprendo nuove cose della Sicilia e mi piace scoprire tramite le leggende. Sì, le leggende dei nostri amici dei Quattro Augusti. Signori, ecco a voi la leggenda della testa di Moro. Si narra che intorno all'anno 1100, nel quartiere della Calza, a Palermo, viveva una principessa. O vestite principessa o la via? O vestite principessa? Perché per fare si bizza mi metterò tagliere? E a corona? A corona ma VIP, parlano con te a fice qua a Roma e mi faccia ne scene.
In quell'anno Palermo era dominata dai Mori e uno di loro, il più bello, il più intelligente, il più aitante. Sicuriti, che stiamo parlando qua? Parliamo al recreo. Camminando per le vie di Palermo, vide la bella principessa. Bella. Diciamo... Perché che ci vuole sedere, ah? Simpatica. Il Moro appena la vide se ne invaghì immediatamente. Che sappiata! Chi sta su mascolo nome suaro? E dichiarò all'istante il suo amore. Oh mia bella principessa, dammela la possibilità di entrare nel tuo cuore. All'istante. Bella principessa, dammela la tua mano. All'istante. Principessa, dammela e basta con narratore per premura. La principessa, come mai era schietta grande, ne approfittò visto che stava facendo infilina e ricambiò l'amore che il Moro provava per essa. Shin, ha chiamato. Amore Shin. Ha chiamato. Ti dissi Shin. Ha chiamato che mi mangiamo il catino. Però oggi è giovedì. Amore. Ma il Moro nella sua terra aveva moglie e figli e il richiamo della famiglia non tardò a farsi sentire. Maria, che cos'è questa cosa che ti suona e che ti vibra? Mimma, che capissi malapensante? È un telefonino, è un commercialista sarà pure 700. E ci pensi 9.000? Infatti sono giunta di 2 ore. Aspetta un minuto. Maria. Chiama mia moglie. Agata. Pronta, mo? Dottor Malik! Dottor Malik! Unissi, che dai, ti vicini danno fame! Aspetta un minuto! Mohammed! Hai studiato a PlayStation! Minchia ti rognolo di un pullone per avere tuo padre, tu non riesci! Intende! Dottor Malik! Ha potuto calare a pignata! Che ti provo una cosa che ti piace tanto! Mi facessi un kebab che di catturata? No, ti feci un couscous che broccoli armanete! Ma perché parla calabrese? Perché mio padre era tunisino, ma mia madre era da Catanzaro. E che posso fare? Chi sei? La principessa, che pareva suida invece ci sentiva di tutte late, si sentì umiliata e tradita. Maria, ora che ponnuri cristiane meschina da qui nuta, ora appena viene a chi su ci scippati Amore, sono tornato. Perdoni, viene con qui ero telefono, con il commercialista, sì. Con la tua ex. No. Dimmelo, c'è un'altra! No! E presa da un momento di gelosia e di ira funesta, lo uccise con la sua stessa arma, la scimitarra. A scemitare, chi non manco sape suonare un mandolino? Ma chi ci te sa scimitarra è la spada? Hai spade? No, però hai la mazze. Allora facci liscio picchiunnaio niente. E allora lo uccise con il veleno. Il veleno è una vita che è con veleno sape lo musa e bava. So qua! Un naio niente! E allora affucalo! Amore, io ti amo, ma t'affoco! No! E per tenerlo sempre con sé, gli tagliò la testa. Gli tagliò la testa e vi ciò balconi stamattina non sa l'ho dato tutto, ma che... E lo mise in un vaso, ove piantò un germoglio di basilico. Tale che pia... Il basilico col suo inebriante odore raccolse presto l'invidia dei vicini. Mimma! Casomai la principessa, Mimma! Che se n'acchiano! Ma rimane una cosa ma che è? C'è uno che sbommichia! È un basilico! Ma che bello basilico che hai! Mi dare un'antica che ci faccia la pezza con succo a mio marito che chi mi lanciare e a molto sua. Senti, ma per come ci faccio io la pezza che mi lanciare a mio marito? Io si faccia sbagliarati, essa. Un morirà mia!
E fu così che l'amore trionfò e la principessa arrossò sempre col suo bel modo. E da lì nacque il detto: i femmine, trattale bene, trattale male, prima o poi la tiesa te la fanno satare. Va bene, rieccoci. Che abbiamo? Che abbiamo? Parliamo di categorie professionali che hanno sofferto tantissimo. Sì, ce ne sono state tante che negli ultimi periodi hanno sofferto, Ma ce n'è una che dal 30 aprile soffrirà più delle altre. Sto parlando dei farmacisti. Te va a posteggiare la macchina. Ormai sono 200 euro per posteggiare la macchina, la posteggio. Salve, io sono il dottor Corona, farmacista dal 1990, dal 2020 tamponologo. È diventato non è una branca della medicina questo. E meno male che ci sono i tamponi, perché prima avevo una piccola parafarmacia, non vendevo quasi nulla, mi rimanevano le pillole, mi scadevano le medicine, mi pareva male a ghiaccalle e mi pigliava io. È brutta Che storia. senso? Fino a che mi pigliava a momento e va bene, una volta mi scariva una pedania supposta. Per 15 anni camminavo come un dottorato. Poi stiamo a pisciare capitore che andiamo. Per 200 euro si può fare, ma Oh, cane nella macchina. io sto qua. Dico, prima dei tamponi, ricordo che andavo a mare col canotto, credo che si può così. Sì. Ora mi sono comprato nell'estate del 2020, mi sono comprato uno yacht talmente lungo che mentre facevamo la grigliata di Pasquetta a prua, a Puppa festeggiavano un caporano. Che dici? Va a cattare ropare le mutande che va spettonava. Posso venire in mutande, praticamente. Mutande rosse, capotanno. Dico, vi ricordo che prima della pandemia... Scusate. Una telefonata? Vabbè, impegnatissimi questi. Sì, Antonino, sei arrivato? Sì, un attimo e arrivo, il tempo che prendo la macchina e arrivo. Scusate, devo andare via, devo andare a prendere lo chef Antonino Cannavacciolo all'aeroporto Punta Rais. Aia, consulto medico? Ma quale consulto medico? Siccome domenica mia figlia si fa la comunione, ci retti 100.000 euro e ci sei Tonino, ci vuole a tagliare poi per piccinita nella sala. Buonasera a tutti. Va bene, andiamo avanti, andiamo di classe. Classe? Non ti faccio avere, tu capisco io perché... Sharon! Ma che fa? Ciao Roche, come va? Sharon, siamo in televisione. Ro, aspetta, mi sa che ti devo richiamare. Qua c'è un passolone e un nanigiaidino che mi fanno parlare. Vabbè, dai. Incredibile. Un bacio, ciao. Allora, Sharon è la tipica palermitana, facciamo un applauso. Stiamo cercando di provare a farci raccontare qualcosa, però lei è sempre così. Allora, se devi raccontare qualcosa alla tua amica, raccontala a noi, dai. Vabbè, allora ve la racconto. Dai, forza, ti ascoltiamo. Insistiamo. Io ero alla fermata dell'autobus, tutta sudata a schifo della terra. Mamma mia, tutto insieme vedo questa macchina, sai, di quelle belle, eleganti, di classe. Ma come si chiama? È una Porsche. Buona, ma manciasse una bella brioche. Ha detto Porsche. C'ha bagnato come mamma. No, lascia non ci penserà a mangiare così. Insomma, questo abbassa il finestrino, mi guarda, lo guardo. Insomma, si vedeva che aveva i soldi, era vestito bene e mi fa: ma se le stelle stanno in cielo, cosa ci fa una stellina davanti a me? E tu alla parola stellina cosa hai risposto? Ci dissi stellina a mia, ma mi vedisti? Che io sono tutta la Via Lattea. Insieme a una voce che in mezzo per scuola. A ciabani, tutte mi mangio, tutte. Sharon! Vai, raccontaci. Ma poi tra una parola e l'altra, questo mi fa: ma te lo vuoi fare un giro con me? Tu che gli hai chiesto? Se è giro pizza, ma Non era giro pizza. Ma cuoio. Non è giro, non è sempre mangiare. Ma poi, insomma, questo si accosta, mette le 4 frecce, scende, viene da me. E da quale galantuomo mi fa il baciamano. Bello. Ma solo che io ero inzevata di olio. Delle arancine che mi ero mangiata prima. Quindi mi scende con la mano e mi schino, gli ho dato un pugno che l'ho steso. Tipo pugilato.
Ma secondo te un gelato un caparancino è facile? Non sto dicendo un gelato! Pugilato! Un'altra Ma cosa. la Gaviscon è passato! Ma no, Gaviscon, non puoi capire sempre cibo. E tu che hai fatto, A quindi? quel punto che dovevo Che fare hai fatto? io? L'ho guardato. Mi sono girata, sono scappata subito. E perché sei scappata? E stavo chiamando una friggitoria. Sharon! Un'altra new entry di Sicilia Cabaret. Lei è proprio... Lei è il tipo... prototipo siciliano per eccellenza proprio. Ok, Sì, ok. sì. Che ha Cristi al salottino? Va bene ragazzi, io sono ritornata da Sicilia 3 settimane fa e ancora non ho avuto tempo per prendere cura di me, quindi stasera ho invitato qui la mia estetista preferita, Chetty Woman! Chetty Woman, la safara mia, Chetty Woman, non tu è meglio mia, Chetty Woman. Ti si è scollata un'unghia? Scetti ci metta la ciunga. Buonasera signora Peruso. Buonasera. Sono contenta di vederla nel mio salotto. Grazie. Beh, lei ha scelto me perché lei lo sa, io sono l'estetista più brava del mondo. Ah, sì? Pensi signora Peruso che solo con questa? Io ci stacco i peli. Io ci stacco le pelli. Ok. E c'è te ci stacco pure i chewing gum sotto banchetto. Ma cosa stai dicendo? Certi Ma che clienti schifo! sono pazzeschi. Ma non si fa così! Sì. Signora Peruso, lei mangia le ciunga? Ah, no? No, vero? Ah, no, meno male, così per dire. Ah. La mia specialità, lei lo sa qual è? Ah, sì? È pittare le unghie. Ah, ok. Perché io nelle unghie ci faccio le opere d'arte. Sì? Guardate che c'è qua. Ma non si fa così, vieni qua! Ma per un dito, signora Peruso, si scandalizza per un dito. La vede questa? Sì. Questa è l'ultima scena di Da Vinci. Ma io non vedo nessuno. Ah, se ne sono andati senza pagare! Ma cosa stai dicendo? Ma è pazza! Ora questo conto lo devo pagare io! Ma cosa stai dicendo? No, io non pago proprio un bel niente. Ok. Signora Peruso, se per lei va bene, visto Ok. che lei oggi è venuta al mio salotto per lei farsi le sue unghiette, Yes. io oggi le vorrei applicare uno smalto che ho deciso, che ho creato proprio io e ho lanciato nella città più famosa per gli smalti. Dove? A Smalta! Ma pensa a te! Mi scusi signora Peruso, mi scusi un attimo signora Peruso. Allora, il telefono perché le mie clienti mi chiamano a qualsiasi ora, capisce? vabbè. Io devo rispondere. Certo. Salve signora Cetti, siccome tra poco mi devo sposare, ma ho le sopracciglia unite, le labbra screpolate, la faccia piena di punti neri, che trucco mi consiglia? Un trucco di magia, signora, cioè non so che cosa potrei fare adeguato. Sei d'accordo con me, vero? Certo. Direi. Beh, bravo. quindi tu dai consigli ai tuoi clienti? Sì. Ah, va bene. Se mi manca la crema antiruga intorno dei occhi, lo posso utilizzare cetrioli? Certo, e anche quando ti manca tuo marito. Ah, ok, perfetto. Sì. Va bene, pensa a te. Hai visto che come si trova bene, signora Io Peruso? stavo sempre utilizzando dei zucchini, ma ho imparato una cosa nuova meglio i stasera. cetrioli, si Ok, vede che bene, la grazie. Pretty Woman. Va bene. Va bene, signora Peruso, per Sì. oggi abbiamo finito. Ok. Io sono contenta di averla rivista, spero che lei ritorni quando vuole. Grazie. Soprattutto da me che io ci do i consigli quelli belli. Ok. Ad esempio stasera, se ti devi rifare il trucco, Ah. vieni da Cettica, ti ci metto un succo. Cetti Woman! La safara mia, Chetty Woman, non tu è meglio mia, Chetty Woman. Allora, vediamo chi di voi, anzi cominciamo da Lello, se sai dirmi cos'è una parola polisemica. Aspetta, poli? Semica. È piena Non di, guardare me, non- di semi. Cioè, No, piena di semi, che? che assume tanti... Ci arrivi? Tanti significati. Bravo, Esatto. Lello, che ha un doppio significato. Certo. E nel siciliano noi ne abbiamo parecchie, tipo pacchione, Certo. a Palermo significa grasso, oppure a Catania significa appunto Pezzo di pezzo di una bella ragazza. pezzo di pacchio. Sì, una bella Stiamo ragazza. parlando di siciliano. Sì, sì. Poi ce ne Poi, conosci qualcun'altra? Boh. Tu? Non beh, mi io viene- essendo siracusano, quando sono venuto qua, Lanzarisi. Siracusa a lanzare e graffiare, lanzare se vomitare. Ah, quindi- sai, Vabbè, me ne è venuto in mente Vediamo? uno a me. Vediamo? Non la posso dire. Te la dico io. Vulcano. Vulcano. A Catania vuol dire sia Etna
che una monologhista che è un vulcano, un'esplosione. Visto che giro? Loredana Scalia! Sono consumata. Io non lo so perché mi sta venendo così difficile trovare un uomo. Cioè, alla fine, io che cosa chiedo? Di farmi la storia con uno. Cioè, o meglio, intanto mi volesse fare a uno, poi se ci nasce pure la storia, che ben venga. Invece niente. L'altra sera sono uscita con Antonello. A questo l'ho conosciuto su internet. Dopo settimane e settimane di corteggiamento, finalmente abbiamo deciso di vederci. E ci siamo promessi una nottata di fiamme. Io per quella sera, perciò mi sono vestita tutta sensuale e selvaggia. Leggings leopardato, giacca tegrata, mutande zebrate, faccia da porca e culo da vacca. Ero perfetta. Basta, prende il telefono e ci chiama. Circe, pronto? Antonello, dove ci vediamo? Non l'avessi mai fatto. Bestia, io e qua non c'ho domandai. Ma pensavo che mi dicesse dammi l'indirizzo che ti vengo a prendere a casa. Ah, quale? Dice ci vediamo in via della Crocifissione alle 21. La via della Crocifissione si trova a 3 km da casa mia ed è tutta in salita. Comunque scendo io e patto. Giustamente io quella sera mi ero messo un tacco 12. Dopo 500 metri avevo ogni chiuduto per che pareva un gaggio salsiccia. Un trucco, ma cominciavo a culare tutto che pareva una sette vele quando la metto al sole. Comunque, sono arrivata all'appuntamento tutta surata e tutta ingrasciata. Lui era messo lì, ci busso, ci faccio, hey! Perché mi disse, no amico, non ho soldi. Ci disse, quale amico, bestia, sono io, Loredana. Cioè, ci ho dovuto fare vedere il documento perché non mi voleva fare salire manco in macchina. Basta, salgo in macchina e partiamo. Avevamo fatto sì e no 2 chilometri e sta studiando la macchina. Cioè, se che fu? Dice, oh, perdonami, ho dimenticato di ricaricarla, questa macchina è ibrida. E che vuol dire? Dice, metà elettrica e metà benzina. E ora che facciamo? Ci disse, guarda, io non lo so che facciamo, ma avete di risolvere in fretta, perché fra 2 minuti divento pure io ibrida. Dice, in che senso? Che per metà ti sorrido e per metà ti faccio un culo tanto. Dice, non ti preoccupare tesoro, perché tanto qua vicino c'è un benzinaio, ora io vado a fare benzina e torno. Ci disse, Gioia, non è per farmi gli affari tuoi, ma qua vicino dove? Dice, a 5 chilometri, ma tu non ti preoccupare, aspetta in macchina. Sì, ci sono, non devo scordare che io cado, aspetto, tu vai. Senti, mentre vai da benzinaio, portati l'accendino, e un fuoco. Dice, ma in che senso? Ci eravamo promessi una nottata di fiamme, appunto. Porto davanti col travaglio e ha cominciato bestia. Sono consumata. E si continua! Andiamo avanti perché è lunga ancora. Dai. Andiamo avanti che la serata volge quasi al termine. Chi è? Avete la domani. Ma allora, si sa, nei teatri non si può fumare, esatto. Cioè è normale. Ma tu sai cosa è? No. Claudione. O Malanzeno del Leone. Mamma mia. Non ci credete? Sì, ci credo. Ah, non ci credete? Ho detto sì, ti giuro, ho detto sì. A domandarci che stanno facendo. Dove? Che è successo? Stamattina scendevo con la macchina, cavacchino una banda. E non potevo passare perché chiesto con il ponte che aveva a fare la facciata. Io non ne è passare. C'è chi mi interessa a me, c'è un nuovo che c'è il ponte consato. C'è se parla ancora, c'è te lo mai te di cancapa a me. No. Pazzi. No. Te davo fino a mano. No. Scendevo la macchina. Sciacchianavo un capo ponte. Con una mano teneva Eddo. E con l'altra mano pigliavo il rollo e ce la tincevo io la facciata. Non ora e mezzo ci facevo un travaglio proprio su invece a opera d'arte. Che malantino Che malantino Aspetta, un finito. Poi scendevano capo cantere e c'è domani mattina. Si oscina e trovate il ponte consato. A Chiano. E verogna la seconda mano. Perché io quando non pazzesco un mascantino! Sei proprio come me! Vieni qua!
Prima di iniziare questo pezzo io devo chiedere scusa a tutti i siciliani. Ci siamo caduti anche noi, ma purtroppo in questo periodo elettorale nella nostra città dobbiamo per forza, per recuperare qualche soldino, portare sul palco qualche candidato. Lo dobbiamo fare perché i soldi chissà come mai escono sempre in questi periodi. Quindi io non ho idea di chi sia, ascoltiamolo qualche minuto e vediamo. Speriamo che sia una persona brava, una persona elegante. Speriamo che faccia qualcosa per questa città. Io non so chi sia. Alle prossime elezioni a sindaco votate e facete votare Piero Denze! Venga qua. Piero Denze al tuo servizio e mammucco allora, dobbiamo parlare di programmi. Non ce n'è per nudo. No, dobbiamo parlare di programmi. E ora parliamo di programmi, quindi opposizione, mettete a gnone. Io non sono l'opposizione. E fammi buscare un pane che devo fare il mio mestiere, che ho preparato il comizio. Vabbè. Che io devo fare il comizio. E allora, carissimi amici palermitani, ho scritto. No, non ti pigliare merete con sottua perché ho scritto io. Quindi... No, figurati se voglio partecipare. Ho scritto 2 parole per voi. Vabbè. Perché soltanto io, che sono in number one, candidandomi a sindaco, riso leverò. No, chi sto sbagliato è il riso leverò. Un riso non lo potevo levare perché sennò arancione come si fanno. Quindi riso leverò lo scancello. Non è riso leverò, ma cosa l'è? Riso leverò tutto attaccato. No, opposizione, se te ne capisci niente, io scrivo riso metterò, a noi ci aggiungiamo ed è sempre buono. Riso metterò una fetta della popolazione che è sempre stata versata e papriassa. Vessata e oppressa. Opposizione, non ne capisce niente, riesce a parlare mozza, riesce. Vessata e oppressa, vabbè, bello, quindi i deboli. Ma quando mai? E chi? I tasci. Io darò parola a chi parola non ne ha avuto mai. E basta con queste etichette, e servizio tascio, e parratascio, e canzone napoletane, basta! Infatti come proposta di legge metteremo il bonus impianto serio per macchine! Ma lei è impazzito, che bonus è? Ossia antuciavolo, lo cambiamento, posizione, tutte le macchine con gli impianti stereo, ma che cosa? E allora signori, noi stiamo cominciando ad accucchiare la giunta comunale, ci stiamo circondando di professionisti, signori, e posso già dire che abbiamo il primo nome per quanto riguarda l'assessorato allo sport, una persona che pratica lo sport da sempre nella specialità della corsa. L'assessore allo sport sarà Pino, detto 100 metri. Maratoneta? Ma quando mai fai scippare, ma quella? Ma sei impazzito? E quando mi picchiecchio? Ma che assesso? Ma di che sta... Ossia antuciavolo, lo cambiamento. È la stessa cosa, solo che lo sta dicendo prima. Io poi sto benessere, poi sto benessere. Problemi non ce ne sono in questa città. Ma quando mai ci sono problemi, impari, i miei problemi a scuola, su opposizione. Ma tutte le strade allagate. E l'allagamento è un problema, non chiami. L'allagamento è una fortuna. Perché noi, grazie agli allagamenti, faremo diventare Palermo la Venezia del Sud, signori. Sì. Ma no, ma sì. Opposizione, abbiamo già ordinato 1500 gondole e lo sai che significa questo? Posti di lavoro, ma tu immagini fare un gondoliere in Palermo? Ma allora, a parte che ti ricordo che piove 4 volte l'anno a Palermo. Perché tu un palermitano vuoi fare travagliare che io 6-4 volte all'anno. Io poi tu benessere e per tutto il resto prenderanno la disoccupazione. Non ce n'è per noi. Ma che cos'è? Uno lavora 4 giorni e si prende la disoccupazione. Il suo benessere. E allora signori, io per oggi ho finito il mio comizio elettorale e ricordate, alle prossime elezioni vota Piero Denze per il tuo futuro. Che appena chiano mi fotto pure chiavaro moro. Viva Piero Denze! Che programma è? Che programma è? Chi gliel'ha scritto? Io non scherzo. Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Bentornati everybody! Questa è una canzone che volevo dedicare a tutti i siciliani che vivono all'estero come me. Questa è una canzone di Dean Martin. You're nobody to somebody loves you.
nostra love. Thank you! Grazie mille everybody! E un grandissimo applauso anche a Vincenzo! Grazie maestro! Thank you! Ringraziamo il maestro Vincenzo Biondo e salutiamo tutti i siciliani che ci seguono, che sono tantissimi da fuori l'Italia, insomma dall'estero, perché sono veramente tanti. Lello, che ne pensi di Cristi? Di Cristi, brava, anche se secondo me ha steccato. Meglio Minafò secondo me. Meglio Minafò. Sì, secondo me è meglio. I mano all'aria, picciò. Benvenuti ragazzi. Picciò. Ragazzi, io sono Lello sono. Lelluccio sono. Sei Minafò. Che parla male di Cristi, sei Minafò. Ma se non sape cantare. Ma se dimostra che sai cantare tu, facci sentire che sei Lello. Io Lelluccio sono. Faccelo vedere, Ok. dai. Guarda che canto. Guarda che so cantare. Sentiamo. Com'è la posizione? Così. Mi devo cantare. E so fare. Papi. No, Popi non ci vuole niente a fare. Una canzone vogliamo sentire. Buona che ne faccio un'altra, ma Vai, dai. vai. Sto. No, devi cantare, non devi fare rumori. Basta, non sei Lello. Non sono Lello, sono Lelluccio. Ragazzi, ma quella è la mia giacca. Sto cercando la giacca da mezz'ora là dietro. Te la sei presa tu? E questa è la mia, io Lelluccio sono. Ma che dici? Te dico. Allora quindi io che sono? Minafò? E il problema quando tornerò stasera e gli devo dire a mia moglie che sono Minafò. Ma presentati a casa di sua moglie, che è più contenta. Però facciamo lo scambio di coppia. E se sbagliamo e ci incontriamo tutte e due? Allora, dimostrateci chi è Lello. Se chi sa cantare meglio è Lello. Allora, chi canta meglio, vai. Allora, chi inizia una canzone, però non una canzone delle nostre. Minafò, vai. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Brava. Tu devi cantare. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Tu fai la parte volare. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Ora tocca a te. Papi, papi, papi. Bene, due cretini. In giro per l'Italia ci sono una miriade di comici che sono dovuti andare via perché non è mai stato diciamo un palco molto interessante la Sicilia per i comici, perché non si lavora, non ci sono serate nei locali, insomma dalle altre parti ovviamente c'è un respiro migliore. E noi siamo andati a beccare tutti questi comici che vivono a Milano, a Roma, a Torino, e li abbiamo portati qua e li vedremo in questa edizione di Sicilia Cabaret. Cominciamo da un monologhista che poc'anzi avete visto nel ruolo del vigile, lui è Francesco Rizzuto. E da palermitano sono felice di tornare nella mia città e posso dirvi una cosa con grande piacere: sono diventato oggi zio per la 6ª volta. Qua l'applauso è... Perché pensate che a Milano quando nasce un bambino ti arriva il messaggino su WhatsApp: ciao, sono diventato papà, è nata Martina, pesa 2,5 kg, la mamma è contenta perché ha perso 2,5 kg. Da noi, a Palermo, quando nasce un bambino lo devono sapere tutti, anche quelli che non conosciamo, ci tofoniamo chi è io, sto arrivando, perché è nato un bambino, arrivo e scende con l'Oleandro, organizza dei pullman, tutti con le piante, i fiori, invadono le corsie dell'ospedale, che tutte le piante e i fiori non ci stanno nella stanza, le lasciano nel corridoio. Con l'ultimo che arriva vede tutte le piante fuori dalla stanza e dice: scusate, ma è nato o è morto un bambino? Ma no, è nato, e dove? Dietro le piante. Il mio primo nipote l'abbiamo trovato dopo mezz'ora nel tronchetto della felicità che si dondolava. Tyson lo volevano chiamare. Pesava 5 kg, è uscito dalla sala parto col troll. Si è fermato, si è fatto un selfie. Oh, da noi il nome è importante perché si chiama come nonno, che stavolta si chiama come nonno, che stavolta si chiama come nonno, per generazioni, tranne il primo, che si chiama Adamo. Se il bambino non si chiama come un nonno non lo riconosce un piccerino si avvicina, lui lo sposta con la gamba, ma fanculo. Con Piccerino ci dice no, lui guarda la moglie, vede che vuole quello chi? Lo straniero. Da noi i nonni sono importanti,
I bambini crescono con i nonni, si muovono come i nonni, hanno lo stesso profumo dei nonni. Mio nipote sa di naftalina ancora oggi. 12 anni, piccino non ha mai morso una zanzara. Da piccolino masticava che mangi le caramelle, chi te l'ha dato? La nonna. Dove l'ha presa nell'armadio? Minchia, i palline ci dava. Lo mettiamo nel corridoio, non si avvicinano manco le mosche. Quando sono andato a trovarla a 3 mesi, mia mamma gli stava preparando il sugo. A 3 mesi. Ho detto, mamma, ma ci preparo un sugo piccerito a 3 mesi? Mia mamma mi guarda e fa, che fa? Magari la salsiccia non ce la metto. Minchia, vedi tu, c'ha 3 mesi, bambino, che tu vedi sti piccini belli con la faccia gonfia, senza collo, nel seggiolone, così. Guardano un punto fesso. Quando li fanno mangiare, non fanno l'aeroplanino col cucchiaino, fanno un jumbo col cucchiaio grosso. Con piccino sento un rumore. Dice, minchia, c'è essere qualche cosa. Ma non si può girare, non c'è il collo. Quando vede con la coda degli occhi il cucchiaio, chiude la bocca, mica loro gli schiacciano le guance, gli spacciano. Ci infilano un cucchiaio, che tutta la pappa gli esce di lato. Che si tagliano non te la faccia, forse non ha fame. Il piccino o tagliare, io cucchiaio che è questo, 4 ore che non mangio niente. Quando lo devono spostare, ci trovano vicino, che fa? Aiuta, spostiamo un piccerino. Non lo prende dalle scene perché è imbottito. Perché impaliamo, se tu vedi un bambino con un biberone di latte in bocca, spesso non è latte, è ricotta. I miei genitori mi spezzavano le scorze del cannolo, a 2 anni c'avevo un fegato grosso così. La prima volta che ho detto a mia mamma una parola è stata Malox, che fa? Me ne dai uno che mi ha bruciato il stomaco. Quando lo devono spostare, a 3 lo solleviamo, 1, 2 e 3, lo mettono non comodo, piccino sta così in bilico. Ci metto un cuscino a destra, un cuscino a sinistra, un cuscino di dietro, chiude la finestra perché un colpimento lo fa cadere. Il primo che entra lo guarda e dice, che bel Buddha, dove l'avete comprato? Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Ebbene, non ci resta che salutarvi, grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima puntata di Sicilia Cabaret, con gli ospiti Vassilli Sortino, Lorenzo Pasqua, Lello Analfino e tutti i comici di Sicilia Cabaret Off. Ci vediamo grazie, la prossima. Grazie per essere tornati a teatro. Bravo. Perché a noi ci date la vita, maestro! Oi vita mia, oi cuore e di stupore, si state, o prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Oi vita mia, oi cuore e chi su cuore, si state, o prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Ciao a tutti, alla prossima, giovedì, ciao!